Cari amici, ci troviamo a Marano di Napoli, a casa di un amico, a casa di Federico Clemente. Voi direte, chi è Federico Clemente? Federico Clemente non è altro che il nipote del grande Totò, figlio di Edoardo, che è stato per tanti anni, per lunghi anni, segretario, nonché naturalmente cugino, del grande Totò. Ora voi vedete qui vicino a me possiamo definirlo un contenitore. Dice, che ci sarà lì dentro quel contenitore? Beh, vi ho già detto che siamo a casa del nipote del grande Totò, quindi probabilmente, sicuramente ci sarà qualcosa a che fare con il grande artista. Vogliamo provare a vedere? Siete curiosi? Ma anch'io, sapete? Vediamo un pochino, giriamo questo grande contenitore e guardate un pochino cosa c'è qui. C'è questo, non so come definirlo, vogliamo dire baule? Sì, senz'altro, ma guardate un pochino qui che lucchetto che c'è. Che cosa c'è qui dentro? Un tesoro? Secondo me di più c'è, secondo me di più. E tra poco vedremo insieme che cosa troveremo. Tu sei una mala femmina. Io sono un trombone quando canto, non mi faccio cantare. Mi viene da abbracciare questo grande contenitore, questo baule, il baule di Totò. E ho in mano la chiave che aprirà il lucchetto e che ci svelerà l'interno, chissà che cosa troveremo. Allora, seguitemi, piano piano, con, come posso dire, con molto rispetto. E adesso vedremo cosa c'è dentro. Ti voglio sgranchire un po' le gambe. E voilà! Abbiamo finalmente aperto questo famosissimo, importantissimo baule di Totò. Questo baule che praticamente Totò si portava sempre dietro durante le riviste, e quindi con tutti i suoi oggetti personali e naturalmente di scena. Questo baule fu donato poi a un certo punto da Totò a suo cugino Edoardo ed è apposta per questo che Federico lo ha. Sono emozionatissimo, mi dovete credere, una cosa incredibile. Io direi di aprire subito, vedere che cosa si cela dietro questi scomparti. Vediamo un pochino. No, grandissimo, grandissimo. Qui, no, guardate, è stupendo. La bombetta. Margherita, Margherita, sto tornando dalla Margherita, se per caso tu ritorni tu. L'uccellino nel giardino, papputino, canterino, abbirichino, se ti vede a me vicino, si dispone e se ne va, va. Questa è la prima bombetta usata da Totò quando ancora non si chiamava Totò, ma Clermont. Quindi si parla degli anni 1920 o giù di lì, insomma. Con chi mi sono imbattuto? Questo deve essere un lago. Un'altra bombetta. Questa si può dire che è la più personale, quella che ha indossato di più per tante scene e probabilmente anche nella vita privata. Che brutta faccia. Un cappello famosissimo. Sicuramente l'avrete già riconosciuto perché fa parte di diversi film, naturalmente tutti di successo. Il primo in ordine di tempo, parliamo del 1951, Guardie e ladri con Aldo Fabrizi, vincitore del primo Nastro d'Argento. Dica di. Che c'è? Permette. Permetto che cosa?
Sono vecchi questi trucchi con me, caro mio. Perché non ha fiducia? Venga con me, assista. No, sai che divertimento. È autentica colite. Quando starai in questura farai quello che dovrai fare. Resisterò. Ma. Il secondo, La legge è legge con Fernandello. Io. Ma te chi te l'ha fatto fare di divorziare? L'hai voluta e l'hai avuta. Adesso tientela. E perché ridi? Rido perché adesso ti porti in prigione. A me? Ti fa ridere andare in prigione? No, non rido per questo. Perché? Rido perché tu sei nato in cucina. E la cucina è peggio della prigione. Meno. Sì, sì, informati. È molto peggio. È peggio la prigione che la cucina. No. È peggio la cucina che la prigione. Arrivederci. E il terzo, I soliti ignoti con Mastroianni, Quindi Salvatori, è un sistema che Gasman. io escludo al priore. Intesi? E adesso passiamo appresso. Dunque, le madame. Oh, povero me, le madame. Eccomi, brigadier. Mascalzoni, parabutti. Questa fascia dove c'è scritto guida non autorizzata veniva usata con questa bombetta nel telefilm Totò a Napoli. Che forestieri si lamenta. Sono più di un'ora che aspettano il pullman dell'agenzia. Doveva venire alle 10, stiamo sotto mezzogiorno e ancora non si vede. Sempre così, dobbiamo fare queste brutte figure all'estero. A chi lo dice? E lo dirò a voi, Che cosa? che dobbiamo fare queste brutte figure all'estero. Non me lo dire, non me lo dire. Come non me lo dire? Prima voi ditemelo e poi non ve ne importa. Non lo voglio nemmeno capire, non lo voglio nemmeno sentire, E vabbè, possiamo rimediare. Rimediare, è una parola, come si rimedia? E non ci sono qua io. È che siete un pullman voi. E sono un pullman. No. E allora? Leggete qua, come si legge? Guida non autorizzata. E allora siete abusiva, E no, questa è un'offesa che voi non dovete farlo. Non ve lo permetto. Abusivo significa uno che abusa. Io invece sono non autorizzato perché non ho bisogno di avere l'autorizzazione da chi che e sia. È chiaro? Io sono nell'esercizio della mia professione. Sono un libero professionista, un avvocato, un medico, un dentista, un ingegnere, un generale. E qui veramente cominciamo a trovare delle cose veramente molto personali. Qui c'è il Vangelo che portava sempre con sé, un libro di preghiere, una parte di vocabolario di latino, un libro di lettura di Cesare Zavattini, questa spazzola comparsa in un famoso sketch con le iniziali De Curtis. Il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. No, non ci posso credere. Guardate, i trucchi di scena. Qui c'è il cerone, adesso si usano altre cose. È un ladro, sicuro, o lo giovino. Qui c'è la cipria. Proviamo ad aprire piano piano con delicatezza. Ecco qui. Lo devo fare per forza, devo annusare. Stupendo. Totò. Spiace che c'ho il portafoglio con i franchi svizzeri. La famosa trombetta di Destinazione Piovarolo. Di mossa in mossa, di scacco in scacco, Antonio Laquaglia continuò la sua interminabile partita. Le stagioni si susseguirono alle stagioni, gli anni sono passati, i treni sono diventati più veloci e Antonio Laquaglia è ancora qui, lo hanno dimenticato. Quindi altri attrezzi. Qui, ecco, qui abbiamo i suoi bigliettini da visita.
Questa è la scatola delle sue sigarette. Turmark. Vediamo un pochino cosa c'è dentro. Oh, guardate, sono gli attrezzi del mestiere, barbe finte, nasi finti. Funicolare senza corrente! A me la tiene la corrente, Signori nobili, contessa, principessa, barone. Principe! Che c'è? Avete perduto un baffo? Io? Sì. Ma per carità. O per bacco, è vero. Non facciamo scherzi. Chi l'ha preso? Ma non ci fate caso, è una mossa sanguigna. Sì, vedete, c'è nelle liti chi perde la calma, chi perde la pazienza, io perdo il pelo. Questa volta è stata la volta di un baffo. Ma cosa dite? La mossa sanguigna mi ha fatto un baffo. Guardate qui, questo sta ad indicare veramente la semplicità del grande artista, perché rammendava da solo a volte le sue cose. E qui c'è il chiodo, il famoso chiodo storto che ogni artista porta con sé, la sua carta intestata. Galera di mando. Galera di mando. Questa è la targhetta che era fuori il camerino durante le grandi riviste degli anni 40, organizzate dal famoso impresario Remigio Paone. Una borsetta, una parrucca e un costume. Guardate un pochino qui, apriamo. Eccolo qui. Il costume di Otello nella rivista A prescindere, dove impersonava un Otello particolare, prendendo in giro il famoso Otello di Vittorio Gassman. Tieni bambina, tieni. Questi sono 5.000. Ecco, grazie. Che grazie. Il resto? Ma scusi, signor, lei il caffè domattina non lo prende? Costa 500 lire. Beh, è l'usanza dell'albergo. Che vuoi fare? Quando c'è la salute. Buonanotte. Questa non è scema, questa ci fa da tonda. Oh, senti, se io avessi bisogno di qualche cosa... Ah, sì, se lei stanotte avesse bisogno di me, suoni un tocco, di campanella arrivo io. 2 tocchi il portiere, 3 tocchi il padrone. Con un tocco arriva lei? Sì. Durante la notte? Sì. Forse avrò bisogno, non lo so. Comunque, arrivederci. Arrivederci, buonanotte. Che razza d'albergo. Che razza d'albergo. La casa mia di fronte a questo albergo diventa una reggia. Una reggia. Queste piume dono di un bersagliere del Terzo Reggimento che durante una rivista gli lanciò il cappello con tutte le piume. Totò prese le piume, gli ridiede indietro il cappello. Queste piume poi le utilizzò sempre per il gran finale della rivista.
specchio che Totò usava nel suo camerino, ma non poteva certo mancare il ferro di cavallo, donatogli dal celebre impresario Don Peppe Iovinelli. Fu colui che credette in Totò. Il precedente impresario lo licenziò in tronco perché si era permesso di chiedergli un soldo, pensate bene, un soldo per il tram per fare ritorno a casa. Io lavoravo, ho cominciato in una compagnia da spettacolo nominata Capece, Umberto Capece, il capocomico, faceva il Pulcinella. Io abitavo a Piazza Indipendenza e dovevo fare andata e ritorno da Piazza Indipendenza al Solo Levera in Borgo Pio. E siccome era un po' lunghetta, chiesi al mio capocomico 2 soldi per il tram, quindi erano 14 soldi alla settimana. Quando gli feci questa richiesta, il capocomico mi licenziò. Invece i giovani di oggi non hanno la passione che avevamo noi. Loro hanno solo l'avidità del guadagno. Vogliono subito la macchina, la Cadillac, il successo, l'autografo, la fotografia sul giornale e quindi si dedicano alle canzoni e infatti abbiamo un'inflazione di cantanti. In Italia ce ne saranno 200.000-300.000, mezzo milione, non lo so, che sperano loro che usciti da un cosiddetto festival incidono 1 milione di dischi e guadagnano 700-800 milioni. E invece noi no, noi questo non ci pensavamo proprio. Calzante è un guanto, usati a Studio 1 nello sketch famoso di Pasquale. Fatemi provare un'ulteriore pozione. Io calzo quello che voglio. Sì, tight e bombette. Vabbè, Io vesto all'inglese. Ho capito. Io vorrei sapere perché mi hai dato l'appuntamento, perché mi hai fatto... Che fai? Che fai? Fai? Comincia a ridere, mi sto mettendo i guanti, che fa? Ma- Mi metto i guanti, che faccio? Lo vedo che ti metti i guanti, Oh. ma con quell'arnese là E che... beh, scusa, questo cos'è? È un calzatore per le scarpe. Sei scritto che è per le scarpe? No, E io mi calzo quello che vuoi, ma sai che si sto sarebbe lì. Ecco. Torniamo al 1952, primo film a colori, Totò a colori, e questa è la maglietta del Gagà nella famosa scena. Sicari, eh? Pupetto Montmartre di Champs-Élysées. E allora ricordate le mie istruzioni. Camminata internazionale. Sì. Stanchezza congenita. Sì. E al posto della R, la F. Sì, al posto della S la S. Caso. Ciao, ciao biondo. Ciao, è divina. Ma che modi sono qui? Ti faccio moddere, sai? Bubbi, moddilo. Ha avuto paura, ha avuto paura. Seno, è finto, no? Ah, sei incorreggibile, non lo trovi adorabile, Giulia Sofia, con queste sue entrate a valanga? Sì, so. caso. E la papalina non poteva certo mancare. Aiuto! Che paura! Oi, oi, oi. Ha avuto paura? E come no? E di che? Come di che? Oh. Di questo quadro? Eh già. Ma è un Picasso. Cos'è questo? C'est une imitation de Picasso. Questo qui? Mais oui, Imitation di Picasso. oui, Picasso. Picasso. Questo qui. Mais naturellement. Picasso. E chi l'ha fatto? Io? Ma no. Moi? Lei? Oui, moi. Veramon? Vraiment, voulez dire? Vabbè, lasci fare. Veramon l'ha fatto lei? Sì. Parola d'onore? Sì, 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 sì. Mi dia la mano. Veramente l'ha fatto lei? insomma? Certamente. Bravo! La scienza va premiata. Ora tutti a me. Una sedia e un tovagliolo. Venga qui. Che caro. Lei l'ha fatto? Sì. Datemi una sedia. Su. Su. Cos'è? Acceccia qua. Acceccia qua. Il tovagliolo per cortesia. Eccolo qua. Così va Grazie. bene? Benissimo. Sa, io sono generoso, magnanimo. Grazie. A me mi piace premiare il talento, ecco. Mi dia le manine, mi tengo la testa così, e no, fermo, ecco, gliela tengo così. Forte, Ah. forte, forte, forte. Mi dia la manina sua? Sì.
Ecco, si copre quest'occhio qui, così. Ci vede da quest'occhio? No. Bravo. Lei col pimice e pomice mi fa la cortesia, mi allarga quest'occhio. Ecco. Fermo, eh? Lei vede qua? Sì. Vede bene? Sì. Allora fermo, fisso, fisso qui, Ecco. Un frac particolarissimo, in quanto gli fu così donato da nonno per le sue prime esibizioni teatrali, quando ancora appunto non si chiamava Totò, ma Clermont. Il mio cuore fa l'occhiolino al tuo cuore che mi è vicino, ma vicino, poi il cretino e il rubacuore. Un berretto da colonnello che naturalmente richiama la divisa. Ecco qui la divisa, indossata nel film Il comandante, Antonio Cavalli. Cantando allegramente una canzone popolare russa. Alle prime domande l'astronauta ha risposto che Signor colonnello, il sigaro. la Terra appare come una palla azzurra. La radio personale di Totò, che si vede anche nella famosa scena del film Il comandante. Non ci torno più. Perché? Non lo voglio più vedere. Chiederò la separazione legale, chiederò. Ma che male ti ha fatto? Che male mi ha fatto? Sapresti riconoscerlo? Certo. Guarda un po' queste fotografie. Mi sembra un'operazione nello stile di quel tale ex trasformista. Non mi meraviglierebbe affatto. Lo riconosci? Avanti, parla. Era lui? No, non lo riconosco. Non era lui. Queste sono le foto segnaletiche che abbiamo visto nel famoso film Totò Truffa 62. Il copione di un film particolare, Il padre di famiglia, un film che Totò iniziò a girare ma che purtroppo non ebbe modo di finire. Nella pagina iniziale una nota scritta da Edoardo Clemente, ripeto, suo cugino, nonché segretario. In questa nota viene fuori tutto l'affetto e la stima di quest'uomo per il grande artista Totò. Ve la voglio leggere. Ultimo film di Totò, girata una sola scena tra il giorno 11 e 12 aprile del 1967. La scena che seguiva un funerale fu il preludio della sua morte, perché morì esattamente la notte del 15 aprile alle ore 3:35. Così chiuse il capitolo della sua esistenza. Edoardo Clemente. Terminiamo questo incontro con Totò con questa paglietta che lo vedeva protagonista del film Uccellacci e Uccellini per la regia di Pierpaolo Pasolini, con il quale si meritò il secondo Nastro d'Argento. Pierpaolo Pasolini ha avuto il premio per il soggetto di Uccellacci e Uccellini, il film da lui diretto e che ha dato al grande intramontabile Totò la soddisfazione del Nastro per il migliore attore italiano dell'anno.
meritato il Nastro d'Argento per la rigorosa forza del suo talento artistico e a coronamento dei meriti di una lunga fortunata carriera. È stato un incontro fantastico, bellissimo, emozionante, mi dovete credere. Ma è terminato qui. Il mio ringraziamento naturalmente va in maniera particolare per la sua amichevole disponibilità a Federico Clemente. Grazie. Che devo dire? Un'ultima cosa. Ciao Totò. Come bello viaggiare lassù sul tappeto volante, con le stelle che brillano intorno nel gran cielo blu. È un momento patato che vivi, seppur resta un sogno incantato, che poi finirà. Vedi scorrere sotto di te tutto un mondo felice, dove per una strana magia non c'è più il dolore. Senti intanto una dolce canzone che parla d'amore e ricordi un bel volto ridente che or non c'è più. Mi ricordo era a Formia, giravo alcune scene di un film e ho preso un pacchetto di sigarette, scrissi i versi, poi li feci sentire al mio autista, al quale non gli piacquero, non capì niente. Alla sera poi col fischietto feci il motivo, l'aria, perché le parole stesse portano la musica, non è una cosa difficile, sa. Per esempio scrivendo femmina, tu sii una mala femmina, è vero, dici ma la musica, vediamo un po' come si fa. Femmina. Tu sì la ma... Capito? Capito? E senza cantarla mai, non è che la dobbiamo cantare. A cantare io, no? Vedi come si mangiano fuori. Si avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse accisa e vuoi sapere perché? Perché in coppa a sta terra femmine come te non c'hanno sta penoma onesta come me. Femmina, tu sei una mala femmina, chi sto che fatta chiagnere, lacrime in favità. Femmina, se tu paggi una vipera, mentre secata l'anima, non posso più campare. Femmina, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo è fatta per ingannare. Te voglio ancora bene,
e che l'unica amore sei stata tu per me e tu per un capriccio tutto hai distrutto in me, ma Dio non ti perdona che le che fa da me. Femmina si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo è fatta per ingannare. Femmina si tua che io bella, femmina te voglio bene t'odio, non te posso Torno nella miseria, però non mi lamento. Mi basta di sapere che il pubblico è contento.